4 persone che saranno individuate sia dai servizi sociali del comune, sia appunto dalla comunità di Sant'Egidio, con i loro bisogni particolari e un progetto studiato ad hoc su di loro, che appunto saranno parte di questo progetto e destinatari di 2 alloggi con 2 camere. Si chiama Casa Solidale e si legge Inclusione. Parte il progetto di co-housing che predispone 2 appartamenti popolari a Cendon di Silea destinati a persone in difficoltà. Obiettivo: dar loro una casa, ma soprattutto accompagnarli in un percorso di educazione alla gestione domestica, all'autonomia e alla convivenza comunitaria. Regione Veneto, Ater, Comune di Silea, che grazie a un cambio normativo possono approvare nuove progettualità in collaborazione con il terzo settore sul fronte del sociale. La possibilità di stringere una convenzione assieme ai rappresentanti del terzo settore, quindi delle associazioni, in questo caso la comunità di Sant'Egidio, che sarà il garante dell'accompagnamento in questo percorso. Quindi il contratto è fatto non direttamente con l'inquilino, che anzi usufruisce dell'alloggio in maniera temporanea per poter poi trovare altre soluzioni, ma per 5 anni assieme alla comunità di Sant'Egidio, che si occuperà dell'inserimento e dell'accompagnamento. Lavorare con loro sul tema della relazione, lavorare con loro sul tema del saper gestire appunto la casa e tutto ciò che è intorno alla casa, e anche la vita ad esempio condominiale, la vita sociale.